You can't manufacture a miracle. The silence was pitiful that day. Love is getting too cynical. Passion's just physical these days. You analyze everyone you meet, but get no sign. Loving kind. Every night you admit defeat, and cry yourself blind. If you can't wake up in the morning, 'cause your bed lies vacant at night. If you're lost, hurt, tired or lonely, can't control it, try as you might. May your thought that love never leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost, hurt, tired and lonely. Something beautiful will come your way. The DJ said on the radio, life should be stereo each day. Till the best to cast the unsuitable instead of some kind of beautiful. He just couldn't wait. All your friends think you're satisfied, but they can't see your soul. No, no, no. Forgot the child feeling petrified when they left alone. If you can't wake up in the morning to show midnight vacant at night. If you're lost, but tired and lonely, can't control it, try as you might. May you find that love ever leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost, but tired and lonely. Something beautiful comes your way. Some kind of beautiful. Some kind of beautiful. Some kind of beautiful. All your friends think you're satisfied, but they can't see your soul. No, no, no. Forgot the time you love petrified when they left alone. If you can't wake up every morning, 'cause your bed lies vacant at night. If you're lost, hurt, tired and lonely, can't control it, try as you might. Lay your love and love never leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost, hurt, tired and lonely. Something beautiful will come your way. You won't be lost, hurt, tired and lonely. Something beautiful will come your way. Oh, eccoci qua. Salve a tutti, pace e bene a voi e bestemmie a me.
Questo perché, vabbè, accadute cosine giusto 5 minuti fa la live stava per saltare. Fortunatamente ho risolto in tempo e quindi finalmente c'ho lui di nuovo davanti. L'ho desiderato per tutta l'estate. Pensavo a lui durante l'estate. Finalmente è qui. Sono riuscito anche a prendere il pacchetto aggiuntivo stamattina che era scontato a 10 euro. Quindi adesso si carica. Si entra in questo mondo desolato, in questa Tokyo distrutta e desertica. E si mena i demoni, si mena i demoni e si mena tutto. Allora, se qualcuno entra e mi dà un attimino comunque pareri, perché ho riconfigurato tutto il sistema di scheda d'acquisizione, bla bla bla, cazzi e mazzi vari, quindi i suggerimenti e i consigli sono sempre... No, 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 no. No, queste cose qua no. Le ho sbloccate, le ho prese, ma non le attivo mica. Ma non scherziamo proprio. Allora, noi eravamo arrivati nello stesso punto dove ero arrivato quando avevo provato la versione Switch. Ho provato l'angelo, va bene. Oh, eccoti qua. Allora, abbiamo sconfitto il primo boss, abbiamo sbloccato la nuova zona. Andiamo a vedere solo un po' quelle impostazioni che mi ha sbloccato, eccetera, eccetera. Allora, io nelle opzioni adesso dovrei avere qualcosa da qualche parte. No, che è standard, standard. No, 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 tutto standard. Siamo personcine serie qua. Mi scusi. Menta lo dici a tua sorella. Allora. Quindi adesso devo solo un attimino rivedere i comandi e tutto perché è un po' che non lo tocco. Allora. Noi avevamo ancora un po' di zone e varia da esplorare. Allora, a parte che avevamo delle quest. Abbiamo tutta la zona qui davanti ed è inoltre dove dobbiamo andare. Quindi io direi senza indugio Naruto Run e andiamo nella zona nuova perché qui mi sembra di aver esplorato tutto. Un po' di... non ci fanno. Dimmi tutto che ci servono i soldi. Ragazzate. Allora. Sente, dovrebbe andare tutto correttamente. Ovviamente fino all'ultima volta la esplorammo sta zona. Massimo il cruccio? Chi è? Oh. Allora. Poi voglio dei macca. Se me ne darai un po' ti lascio andare, ok? Ma tu non stai bene. Ma tu non stai bene proprio. Senti qua. Allora. Perché devo vedere. Io non faccio combattimenti automatici adesso che devo ricordare un attimino, ma non è un problema. Però dai, siamo abbastanza competitivi nella zona qui, Salve Hercules.
la situazione e farmiamoci un po' di punti esperienza a questo punto. Stessa cosa di prima, quindi dai, una battaglia automatica per vedere se la cavano. Dovrebbe stare andando tutto correttamente. Sì. Qui ci sta andando. Ah, devo risettare kick, è vero. Le vero. Allora, datemi giusto un attimo. Andiamo super velocissimo. Dovrebbe stare andando tranquillamente. Infatti, sta andando. Ciao, giochi ancora al gacha di Persona, tra poco uscirà pure Global. Sì, Nez, ciao, buon pomeriggio. Domani dovrebbe esserci, se ho capito bene, l'annuncio della versione giapponese, ma inizialmente la notizia era uscita prima soltanto sulla pagina giapponese di Sega per il Tokyo Game Show, invece è uscita anche sulla pagina americana, quindi ci sono molte possibilità per la Global. Io ho giocato tutta l'estate con Persona e ragazzi, merita. Cioè, se ti piace Persona, è onesto come gacha. No, assolutamente. La terrò e continuerò a giocarci, anche perché ho comprato i pass, qualcosina ce l'ho investito, eccetera. Porterò in live anche la Global quando uscirà. Però il salvataggio che ho e il profilo che ho continuerò a giocarci, anche perché forse i contenuti usciranno prima lì. Dopo domani c'è il nuovo aggiornamento di fatti. E verrà aggiunto. Tu hai giocato a Persona 5? Guarda, con l'ultimo aggiornamento del traduttore c'è ancora un pochino di più aggiustata. Diciamo che a livello di trama e di tutto quello che sta succedendo, a parte qualche piccola zeccolina, è benissimamente comprensibile. Anche gli incontri con i vari social link, eccetera eccetera. E intanto farmo un pochino, perché sennò qua unicorno, aspetta un attimo, fermati un attimo. Allora, sì, sono arrivati al terzo palazzo. Il terzo palazzo è stato diviso in 2 aggiornamenti ed entrambi gli aggiornamenti erano belli grossi. Adesso il palazzo è finito, ma ci sono ancora c'è un piano su cui non posso accedere in nessun modo. Molto probabilmente perché sarà il continuo della trama. Da 2 giorni esce l'aggiornamento con l'ambientazione delle piramidi, il palazzo presente in Persona 5, e verrà aggiunta a Futaba. Sono stati aggiunti altri personaggi, c'è stato l'episodio estivo. Diciamo mi ha tenuto, per quanto era possibile che ero senza connessione, un bel po' occupato con la linea. Mortacci di tua mamma. Allora, a te ti devo far male. Deboli al fulmine. Siamo subito. Non c'è nessun tipo di problema. E diciamo è stato rivelato durante l'inizio dell'estate un pochino come avevano intenzione di comportarsi con gli aggiornamenti. Di base si viaggia su 2 settimane di contenuti e poi un successivo aggiornamento, il tutto diviso in aggiornamenti di storia, aggiornamenti secondari e aggiornamenti terziari. Ma dico la verità, hanno aggiunto un bel po' di contenuti durante questi mesi.
modalità... guarda, c'è stato da giocare. Ed erano tutte modalità e altre cose a cui potevi accedere senza utilizzare punti stamina, aspettare tempo, fare... No. Prendevi e giocavi. Allora, massacro adesso. Stiamo un attimino esagerando. Che ci possiamo mettere a questo punto, so che la maggior parte sono fulmine, un bel ghiacciolo. Aspetta che ha bloccato, consento, aveva bloccato il messaggio per l'uso di Jap. Va bene, faccio dire cazzo sul canale, me lo blocca perché Jap. Probabilmente uscirà pure su console, dicevano. Sì, ma se tu colleghi il pad già c'è tutta l'impostazione dei pulsanti sia per Xbox che per la Play. Cioè è tutto già predisposto. Se esce contemporaneamente la Global e la Jap sarebbe un'ottima cosa. Addirittura ho visto oggi il video, hanno annunciato la collaborazione con Pizza Hut. Cioè si stanno muovendo col titolo. Credimi, ho provato tanti free to play, gacha, ho provato Genshin, ho provato questo, ho provato quell'altro. Però non mi ci divertivo. Poi invece ogni aggiornamento, ogni cosa che esce, pure gli eventi estivi, li ho portati tutti a termine al 100%. E neanche giocandoci chissà quanto tempo. Poi quell'orettina e mezza al giorno. E si riesce a giocare benissimamente. Io compro il pass perché, visto che ci sto giocando effettivamente dal day one, e giocare senza manco dargli €1, secondo me sì. Ma più che per i personaggi, forse qualche divisa, qualche abito, qualcosa in particolare. Refantasio addirittura, se ti interessa, sei il primo a cui lo dico ufficialmente. Refantasio al day one faccio la 12 ore. Me l'hanno regalato i ragazzi per il mio compleanno, quindi già ce l'ho su Steam, già è pronto, già sono carico. Day one 12 ore, perché sembra un gioco della Madonna. Sembra davvero un gran bel gioco. Io sento pure un po' puzza di Persona 6, Lo senticchio nell'aria. Sì, leggevo proprio l'altro giorno che dovrebbe essere grosso quanto Persona 5, il che va assolutamente benissimo. Persona 6 dovrebbe uscire il prossimo anno, ma non so se lo annunceranno domani. E questo è il punto. Io ai rumori in cui dicono che esce l'anno prossimo, io effettivamente ci credo, ma ci credo davvero. Questo non è registrato, aspetta. Ehi tu. Il demone si avvicina. Cosa vuoi fare? Nez, che facciamo? Lo fermiamo, gli lanciamo un'occhiataccia o manteniamo la calma? Se non lo annunciano in questi giorni durante il Tokyo Game Show, non so quando lo potrebbero annunciare. Manteniamo la calma. Ragazzo, hai fegato. E va bene, magari facciamo due chiacchiere. Dimmi un po', perché i tuoi capelli sono così lunghi? Non trovo un barbiere. Mi piacciono così, è un bel po' che non li taglio, così mi alleno ad acconciare gli eretici per le feste. Dai, scegli tu questa. Non dico niente. Mi affido a voi. Non fatemi menare, per piacere. Mi piacciono così. Ok. Già, forse un tempo nel mondo degli umani andavano di moda i capelli lunghi. Ma smettila di aggrapparti al passato, amico, è triste. Non ho nient'altro da dirti. Così un pezzo di merda. Devo far male adesso. Questo mi era pure la testa. Così.
proviamoci. Allora, il demone sembra annoiato. Cosa vuoi fare? Balla, canta o mostra un po' di macca? A lui piacciono i soldi, secondo me. Cosa ha un boomerang in mano? Sì. Meglio che non canto, se no viene a piovere. Un momento e dopo vi rispondo. I macca, allora un po' ne ho. Mi dispiace ragazzo, la mia anima non è in vendita. Ciao, tante care cose. Vabbè, aspetta. Va bene, quello ci manca. Vabbè. Allora. Vediamo con un altro. Allora, vediamo un attimo. Questo. Il demone sta cercando di andarsene. Cosa vuoi fare? Un'espressione tipica. Quella è l'espressione più patetica che abbia mai visto. Mi fa venire voglia di o comunque a difficile fanno male. Fanno un cazzo di male. Via. Nez, questo scegli tu. Il demone si avvicina. Cosa vuoi fare? Allora, io direi qua, se sei d'accordo, visto che prima ha funzionato, anche se i demoni sono molto volubili, io direi andiamo con calma. La live sta andando su YouTube, anche sembra che stia andando. Allora, un attimo che controllo nel frattempo. Però perché si vede a 7:20? No. Aspetta che rimetto la chat. Allora, come mantieni la calma? Porterà altro che una morte prematura. Poi prima gli è piaciuto, adesso non gli è piaciuto più. Facciamo così. Non doveva fare così. Così lo vediamo andando. Certo, ma 13 troppo, devo abbassare il bicchiere, ho usato troppo. Allora, quindi mettiamo un 10.000. 10.000 forse dovrebbe andare, aspettate un attimo, è bloccata la mia webcam. Allora un attimo. La webcam. Un attimo che sono scomparso, 2 secondi. Ok, a posto. Il cavetto è un pochino sensibile, allora devo vedere come fare
Poi gatto, grazie mille per il messaggio. Scusami se non ti ho risposto a tempo, ma c'è una situazione streaming particolare. Ci sei ancora? Io devo vedere come devo organizzarmi per leggere tutti i messaggi, che se mi scrivete non vi rispondo, poi ci resto male, prima di tutto io. Devo vedere un modo per leggere le varie chat. Ok, mo dopo mi cerco subito. Vediamo un attimo. Però sta andando. Allora. Ma che stanno andando male, fa leggerissimamente male. Ma che cosa fa? Non usciamo vivi e non voglio dire. La NASA. Allora vediamo pure se siete dei ancora. Ok. Lo faccio di loro così che abbiamo un attimo di Italia a lui abbiamo un sì è vero adesso c'è il regalo. Allora, col recap, quando ce lo sistemiamo dopo con calma. Allora, aspetta, allora, scusate un attimo, allora, comunque proviamo così, vediamo un attimo se così. Allora, non sono il tuo capo. Non sei tu il capo, allora cosa sei? Un dio? Ma poi effettivamente è la verità. È più un tipo divinamente idiota. Allora facciamo. Sono belli resistenti. Facciamo una proposta di pace. Ok. E abbiamo ok, però dovrebbe essersi sbloccato. Allora
Allora, aspetta, dobbiamo fare così. Devo vedere innanzitutto di sbloccare qualche altro punto per avere qualche altro slottino. No, qua vicino, sì, assolutamente. Mutatemi, mutatemi. Innanzitutto recupero. E ci fulliamo completamente. Poi. Allora, a questo punto facciamo. Mi devo ricontrollare effettivamente un po' tutto. Allora, salviamo. Qua la morte di Shin Megami Tensei sempre dietro l'angolo. マッカは持ってるんだろうな。 Certo, Gustavo. Anzi, intanto iniziano a dare tu a me qualcosina e abbiamo fatto un bel bottino. 他に用はある。 Poi. Vediamo. 他に用はある。 Anzi, iniziamo a fare così. カウン Vediamoci di tutti questi oggetti che ci possono カウ servire. ンター。カウンター。マイゴ Almeno questi ce li teniamo. Oh, カウン almeno 5 sì perché ora questi sono finiti カウン マイゴ 他に用は次はもっと Abbiamo fatto. Nel mondo delle ombre, vediamo un po' cosa 悪魔が possiamo 集い fare. し Allora, innanzitutto salviamo tutti nel Toro. grimorio. Poi fusione di demoni. Allora, fusione speciale. E noi lei ce l'abbiamo. Qua ci manca qualche demone, ma giustamente livello 27 noi non ci siamo ancora. E di qua 37, e che te lo dico a fare. Noi come livello dovremmo essere al 18, quindi qualcosina ancora la possiamo fare. Allora, vediamo un po' che ci può uscire. Allora, se vogliamo fare il bicorno ci dà l'unicorno, Aquans, Jack O'Lantern non posso farlo, Shisa neanche e questi qua neanche. Allora, iniziamo a fare lui. Potremmo fare, vediamo prima quali sono le possibilità, attenzione. 20, 13. Questi già li ho fatti tutti, questi già li ho fatti tutti. Sudama non ce l'ho ancora. Tizione, buon manza anche a te famiglia. Finalmente riesco a leggerti. Tizio, in sintesi, ho cambiato modo per streamare. Non c'ho più la scheda con tutte le chat unite. Mo sto vedendo già un attimino come fare perché se no è un macello, se non vi leggo ci resto di merda, lo sai? Infatti avevi scritto su YouTube, mo sto vedendo, aveva scritto anche un'altra persona prima e non sono arrivato in tempo a leggervi. Mi cospargo il capo di cenere. Tizione, tutto bene? Ma adesso possiamo riuscire a parlare un attimino a modino. Non è che posso... sì, fortuna. Arcangelo, aspetta, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Fermi tutti, però a me mi serve di capire. Io dal grimorio posso fare tutti questi. Ecco, questa è una cosa che spero venga di tutto cuore aggiunta in Persona 6, perché è molto più comodo fare le fusioni e gestirsele. Poi non ci abbiamo cazzo di macca manco a pagarci. Qui si è ripresi, le cose piano piano vanno. Stiamo progettando anche un paio di cosine. Ci stiamo muovendo, Tizione. Ci stiamo muovendo. Tu? Passato una buona estate? Ma c'ho
c'ho delle belle possibilità, c'ho delle belle possibilità. Però lei di livello 20, no. No. Allora partiamo da quelli. Un'estate fiera e combattente? Un'estate di manz selvaggio? Conoscendoti è altamente possibile questo. Pixie superiore no, mi cura e non voglio. Lui è il migliore. Lui è il migliore, Tizio. Cioè, guardalo, fiero. Fiero. Tizio, anche da questa parte, quindi ti capisco. Capita. Non di solo manz vive l'uomo, ma quando si manza è meglio. Sì, è proprio come lo vidi, ho detto no, io ti devo avere subito. Ma proprio subito, immediatamente. Allora, vediamo un po' fusione inversa con quelli che ho. Così mi faccio un po' di spazio qua. Pippe, grandi pippe. Ma quella che è 20 però, ya. Allora, già qua. Ecco. Già qui. Già possiamo iniziare un attimino. No, Tizio, non mi parlare di zanzare, ce l'ho a morte. Soprattutto gli ultimi giorni mi hanno letteralmente rotto i coglioni. Cioè, davvero, l'unica cosa spiacevole durante alcuni momenti era soltanto il discorso delle zanzare. Però comunque si è riusciti a stare per quanto possibile tranquilli, dai. Allora, ci facciamo lui. Più 2 vento, meno 2 luce, più 1 veleno, più 2 abilità di supporto. Allora, gli diamo un po' di ghiaccio multiplo che male non fa. A questo punto un Zan più 2 così fai molto più male. No, aspetta, il ghiaccio no, mi conviene dare questo non è persona. Le farei sparire tutte con lo schiocco di Thanos. Io sono arrivato a un certo punto, mi mettevo là, uccidevo zanzare. Cioè io campavo durante l'estate con un singolo mantra. Non uccido animali, non uccido bestie, non... Tranquillamente, però chi si appoggiava e voleva mordermi... No. No, Tizio, non va bene. Tizio, bisogna intervenire ad un certo punto. Gli mettiamo un Zan. Posso fare così, così ti tengo. Casomai mi serve un po' di vento. Allora, addirittura che effettivamente non guasta. Impeto catastrofico. In base al numero dei colpi inflitti dagli alleati durante il turno aumenta i danni degli attacchi impeto di chi la usa. Sei assunto. Sì, ma di fatti, Tizio. Api, viste tutte tranquille, non si sono avvicinate. Proprio io glielo chiedevo gentilmente, scusate, me ne andate a fare in culo? Sì, però, Tizio, qua se manzi ci potrebbe essere un problema, La signorina ha molto potere, ecco, mettiamola così. Sirena ci saluta, tante care cose. Oh, avevo dimenticato tutto così bello. Parlo della schermata di fusione, che, Tizio, in sintesi, io sto gioco me l'ha regalato mio fratello a luglio. 3 giorni che sono stato qui, ci avevo messo le mani e mi piace moltissimo. Perché l'avevo già provato su Switch all'epoca quando uscì, però a 30 fps. No. Sì, ma guarda, ci sono bei... Cioè, Tizio.
Vogliamo buttare l'osso al cane? Credo. Non credo assolutamente. Guarda, parafrasando, ci sono delle belle turbofregne. Non... Lascia fare. Bei personaggi, bei mostri. Cazzo sei tu? Tu sei carino e coccoloso. Però c'hai scossa +2, attenzione. 2-5 attacchi elettricità deboli verso nemici casuali. Minchia. Allora. Vediamo quanti... dovrei aver liberato uno spazio. Ok, no, voglio liberare qualche altra cosa che se no non posso raccogliere altro. Allora, Arcangelo. Vediamo un attimo così a livello sportivo. No, è c'ho Pixie che c'ha Recarm. Oh, ma una delle cose belle di Shin Megami Tensei, Persona, eccetera, eccetera, è proprio la caratterizzazione dei demoni. Cioè, che poi di ognuno di questi c'è la storia. Un demone femminile con le ali da pipistrello, le gambe da aquila e la coda da vipera. A volte viene descritta come un bellissimo spirito femminile. Il segreto del potere di Voibre, non so come si legge, è un granato posto sulla sua fronte che, se rubato o perduto, le farà perdere i poteri e la costringerà a obbedire a chiunque possieda la gemma. Alcuni credono che il gioiello non sia sulla sua fronte, ma nei suoi occhi. Allora, tra quelli che già c'ho, posso fare solo questo. Vediamo insieme al grimorio qualcosina a poco, se riesco a farlo. Neanche il cornicione, diceva il saggio. Lui è un coglione con i peli. Cioè... Che bella da fare. Sì, sì, effettivamente uno poi si mette e dice aspetta un attimo, mi scusi. È che una calzatina. Sta com'è, siamo tra demoni. Allora. No, costi troppo. No, è troppo. Così no. Effettivamente 2006. Ok, fortuna è da tenere d'occhio. Mokoi che è quello che volevo provare a prendere, ma a questo punto non spendo soldi visto che so che ti ho qua nelle vicinanze. No, che ti ho fatto adesso non interessa proprio. Qua niente. Lemis. No, ya, devo un pochino... Mi servono i macca, mi servono. Una palla di pelo con la proboscite, design curioso ed originale. Quello c'è un demone in particolare che a me fa sempre molto sorridere, ti dico la verità. Appena lo troviamo, lo faccio vedere subito. Allora, lei ha trovato poco. Sì, tizio. Sì, sì. Ho detto proprio bene. Posso dire che ho intenzione di creare proprio e di fare i tornei e cose varie. Tra di noi, naturalmente, per divertirci. Mi ci diverto nei giochi di combattimento, se mi ci impegno potrei anche rischiare di essere bravino, spero. Lo organizziamo. Oh, tizio, ci mettiamo qua, secondo me lì ci facciamo proprio le risate, quelle belle, quelle grosse. Ho visto anche tutto il roster finale e effettivamente mi piace molti personaggi. Voglio solo vedere all'atto pratico com'è con tutta quella robina lì, come si comportano. Spero sempre che sia un gioco di quanto simile. Burning Red l'ho provato, Burning Spirit, Burning Red, ma non ricordo il titolo, però non è che
Ah, tizio, ma tu One Piece lo stai leggendo? Hai visto cosa è successo in estate? Sai cosa è successo? No, perché proprio... Ma proprio una cosa... Donna mia. Mi hanno fatto bere Oda che ci ha dato tutte queste informazioni. Non so. E là. Ottimo. 19. Allora, a sto punto lo diamo, lo diamo. L'agilità. Meglio così. Allora, vediamo. Per sicurezza. Ore sono 18 e 17, riesco a stare ancora un pochino massa. Vedete di One Piece mi manca da leggere solo l'ultimo che è uscito. Ok, quindi sei aggiornato. Bene, bene. Tizio, ma che cazzo è successo ad Egghead? Cosa non è successo, Tizio? Tizio, questi occhi hanno visto cose, hanno letto cose. Ma com'è possibile? Qua si può farmare un pochino. Dovrei cambiare qui. Di livello 13. A questo punto mettiamo lì che è nuovo. Qui mi piace, però non è pure critico. No, infatti è stata davvero una gran bella saga piena di colpi di scena, di informazioni. 6 fanno male, 6 sono pericolosi, molto pericolosi. Non credevo fossero così pericolosi effettivamente. Voglio aspettare che esca l'ultima puntata dell'anime. Saturn è stato proprio sdunzato di brutto, anche in maniera molto nuda e cruda, se possiamo dire. Non credevo di vedere una tavola del genere, ti dico la verità. Tu adesso devi morire. Un po' esagerato a fargli la spirale principale. Mangia. È stato mangiato. Im si è ripreso il potere, mi ha ricordato. Allora, Im è un bel discorso. Che Im, chiedo così anche a te. Secondo te Im davvero potrebbe essere quella persona che tutti pensano? Io parlando col mio migliore amico in questi giorni, diciamo che per alcune cose, dal suo punto di vista, per come me le ha spiegate, mi ha messo un sassolino nell'orecchio, negli occhi, nella testa e nel cuore, un bel po' pesantuccio. Allora, possiamo provare a prendere questo, visto che c'è uno slot libero. Ehi, posso strapparti braccia e gambe? No. Ma perché? No, se non sei neppure capace di spiegarmi le cose, allora sei un adulto piuttosto insulso. D'accordo, regalami qualcosa, questo lo capisco e tutto. Che devo fare? Voglio 855 macca. Quindi qualcosa. Quante ne ho? Sì, prendile, ce le ho. Voglio un sacco dei tuoi PM.
Io penso che Im sia un maschio ed è un personaggio nuovo. Allora la sto per sparare grossa, tizio. Ma è sempre detta così per ridere, per gioco, per lo scherzo. Buon pomeriggio a chi si è collegato su Kick. Allora, Oda ha menato il picone e sta cercando in tutti i modi di far pensare che Im sia un personaggio femminile. Hai cagato il cazzo però, mio caro Sudama. Sì, te li do, basta che vieni. Io credo che sia effettivamente una donna, solo che non credo sia Nefertari. No, tu sei brutto e cattivo e sei di livello 40, vedi? Te la butto così leggera. Per quello che credo sia la trama di One Piece con quello che sta succedendo. Madre di Rufy. O discendente o qualcosa che comunque è collegato alla famiglia di Rufy. Sì, sta persona ha un collegamento con Nefertari anche perché c'ha il quadro nel giardino. Quindi Nefertari comunque ha comunque un significato per questa persona. Però tizio, penso che si mette a vedere il suo quadro. Oh, com'ero bella. Penso proprio. Penso minimamente. Perché si è capito che Im ha 800 e passa anni. Comunque è per colpa di Im che è partito il tutto. Io continuo a dire che quello che sta succedendo adesso in One Piece non sia altro che un piano portato avanti dai discendenti della D, e la D un giorno scopriremo cosa significa. E secondo me anche nel vero nome di Im c'è la D. Secondo me Im era una D buona, che però è stata corrotta da qualcosa, non ti so dire, e appartiene per forza alla famiglia di Rufy. In realtà alla fine sono tutti cugini che si fanno la guerra l'uno con l'altro. E più che altro arrivammo alla conclusione io e il mio amico. Sai che dubbio abbiamo? Abbiamo un dubbio su un personaggio che dall'inizio comunque ci è stato mostrato come l'uomo di merda della situazione. Io sto iniziando a credere che in realtà non è così, soprattutto dopo quello che si è visto con Orso Bartolomei. Diciamo ci siamo fatti un pochino di punti e considerazioni. Poi, dottor V, buon pomeriggio. Tutto bien? Guarda tizio, la butto sempre leggera. Secondo noi Barbanera in realtà non è cattivo. Secondo me Barbanera non è il pezzo di merda che vuole far credere. Anche perché Barbanera, se ci pensi, è l'unico, e non è stato fatto vedere come, che sta utilizzando due frutti. Ora dipende dal suo frutto, dipende da quello che ha fatto sotto la terra, sotto la tenda Barba Bianca. Barba Nera sa. E secondo noi non è propriamente un petentone. Ancora al lavoro, vi? Ma guardalo come tiro, guardalo. Veleno? Sì, ma perché cioè è quello che abbiamo capito di One Piece dopo 20 e passa anni. Dopo la cosa che niente va dato per scontato, effettivamente di lui
Gianni, è stata un'esperienza mistica. Ma veramente è stata un'esperienza mistica. Fortunatamente è andato. No, ma che Gianni. Dottor V, ho fatto il buono. Ho fatto il buono. Ho fatto la persona buona. Anche perché Dottor V poi gliela devo raccontare. O la racconterò una di queste serie. Se volete una live dove vi faccio vedere qualche fotografia, vi dico dove sono stato. Ma la posso fare tranquillamente. Dottor V. Diciamo che io avrei conosciuto una persona che ha provato un pochino di amore, di interesse, di piacere. Però c'è tutta una cosa particolare dietro dove mi ritrovo in un limbo in questo momento. Tu lo sai, no? Io se non ho situazioni complicate non mi trovo. Dottor V. Non pensavo in vita mia di poter dire di nuovo la parola amore e invece è accaduto. Porcaccia la miseria. Quindi no, devo cercare un attimino di capire. La prima volta che ho visto questa persona si è fermato il tempo, Gianni. Veramente, veramente si è fermato il tempo. Ero al bar, lei è entrata. Fermate il tempo. Sì, ma difatti mo io sono ancora un attimino impacciato perché mi sto buttando tutta camera e mi sto rifacendo la postazione, mi sto sistemando il tutto, c'ho un cazzo di casino in mezzo. La camera mia sembra un cantiere, credetemi. Però come c'è la possibilità è che c'ho la macchina la sera, che Peppino sta andando a lavorare di sera in questo periodo, ci organizziamo una pizza con immenso piacere. Tizio, un'altra cosa che abbiamo pensato potrebbe forse essere un colpo di scena? A me mi puzza che Aokiji si sia alleato con Barbanera in primis, ma mi puzza ancora di più che Garp si sia fatto prendere come un ciuccellone. Non me l'aspettavo di conoscere una persona in questo modo qua. Però c'è un problema. Ragazzi, c'è un problema grosso. Non è di dov'è. È l'ultimo dei problemi. Il problema è un altro. No, una di queste serie vi racconto tranquillamente. 50, ottimo. Ottimo. Allora, con loro non abbiamo parlato. Secondo noi Aokiji è sotto copertura con da Barbanera e Garp per qualche motivo si è fatto acciuffare di proposito perché Garp incatenato e non si libera e non fa niente? Dai. Abbiamo visto sempre Garp dare di matto per meno e distruggere tutto come se niente fosse. Garp fermo lì, immobile, incatenato da Barbanera e non fa niente, non prova neanche a scappare. Dai, tizio. Credo che fosse tipo 20 anni fa. Tutta questa zona è stata completamente rasa al suolo. Ogni cosa è collassata su se stessa. Il sotto è diventato il sopra. Ogni cosa era in subbuglio. È stato un bel disastro. È stato un momento di merda. Autoguarigion. Allora, prendiamo la base. Vediamo un po' di... No, ok, qui c'è un altro segno. Aspetta. Fermati. Cato. Che cazzo è? Ok, intendo di qua sì. Allora. Tutti sti palazzi da esplorare. No, tizio. Tizio, dalla mia bocca. Vabbè, sapete, sono un bravo ragazzo che rispetta con piacere le donne. C'è stata da parte mia la frase e anche da parte sua quasi in contemporanea: non roviniamo il momento. Quindi
in succhi gastrici. Perché fare un manza adesso tanto per che con la giusta complicità e il giusto momento puoi mangiare più volte con più passione e più spesso. È tutto un giro di manzo. Ok. Allora, pietra vitale. Allora, iniziamo a fare così. Allora, intanto abbiamo il bonus che abbiamo salvato un pochino di personaggi. Sì, quindi t'ho detto, tizio, c'è stata sta cosa. Ci sarebbe stata l'opportunità, volendo. Però la cosa che mi venne in mente fu proprio questa. Perché? Cioè, no, non è obbligato, non è che per forza deve finire in questo modo qua. Quindi ho detto, va bene. E credimi, sono dannatamente felice di come mi sono comportato e di quello che ho detto. Poi vabbè, ho detto, una di queste serie vi racconto perché ci sono un paio di avventure raccontato ai ragazzi un paio di sere fa, un attimino fatti tutti sotto dalle risate, perché alcune cose che sono accadute sono molto simpatiche, molto. Allora, togliamoci la piantina da lì, almeno sblocchiamo anche qualche altra abilità e vediamo di investire meglio i punti gloria. Allora, quelle 6,5. No, sì, certo, Pippo Baudo. Sì, certo. No, ma certamente, Allora, this is a boss fight. Già il fatto che sei solo uno. Bene. Allora, cannocchiamo. Questo fa male come un dito in culo, Sì, difatti, tizio, io una delle cose che ho già detto ieri, prima che arrivassi tu, mo non sta settimana perché è ancora un work in progress, mi sto ancora regolando con riaggiustare il computer, risettare la live, ho cambiato tutti i sistemi, però a livello di qualità si vede e si sente, non voglio esagerare, il 50% meglio rispetto a prima, e questa è già una cosa buona. Ci saranno più appuntamenti just chatting, ci saranno più appuntamenti UFU, ci saranno più momenti dove ci mettiamo tutti, anche se per una mezz'oretta, un'ora, così parleremo. Ci piace giocare, però ogni tanto sederci e fare due chiacchiere tutti insieme, chiunque vuole unirsi, secondo me è una cosa che è giusto che iniziamo a fare per bene. Infatti ho intenzione di fare non come facevo l'anno scorso, prima dell'estate, critico dal fondo. Allora, facciamo così, concentrazione. Mossa mi sono un attimino distratto. Allora, voglio fare non un calendario fisso settimanale già dicendo tutti i titoli e tutte le cose che faccio, però avere un calendario fisso con le tipologie di quello che si fa, serata horror, serata just chatting, serata questo, serata quello, lo voglio fare, così anche per voi, se a voi interessa solo il just chatting, sapete che quel giorno c'è il just chatting, poi di quello che parliamo, di quello che andiamo a vedere, di quello che andiamo a fare, dai, decidiamo seduta stante. Voglio ritornare a vedere One Piece, visto anche che ne abbiamo parlato prima, quindi sto vedendo un attimino innanzitutto di mettermi io in condizioni di essere pronto. Facciamo sto bel calendario che voglio fare una live di just chatting e deciderci un pochino tutti insieme questa cosa qua. Sì, lo voglio fare proprio fiero, ma proprio fiero. Lui è bello tosto,
chiedo solo meno. Mettiamoci la difesa nostra. Tu hai fatto qualche nuovo sondaggino, qualche nuova cosa? Qualche ufufu simpatico? Hai modificato quelli che già avevi fatto? Una botta e no, non accumulare niente, tu fermati. Ok, ottimo, ottimo. Questo ripartiamo col Game Idol. Tutto. Invece di farli, tra virgolette, alla Katsum, ci decidiamo il tutto. Ci mettiamo il calendario. Allora, tutto lì da fare ce li abbiamo. Voglia di divertirci ce l'abbiamo. Le bestemmie, se questo qua mi ammazza, ce le ho. Se ci riesco al primo tentativo, dai. Dobbiamo fare per forza così, però dobbiamo giocare. Goku Super Saiyan 100. Oh, devo far leggere, aspetta, devo fare così. Aspetta. Mando un messaggio a Gianmarco così. No, e allora ci sarà da divertirci. No, a livello sto messo bene, dai. Una buona squadra. Non fare lo stronzo, però. Allora, lui ha recuperato. Diamogli un po' la difesa. Facciamo un giro di cure, che altro. Ma l'intenzione è proprio questa, ci dobbiamo divertire e però non solo divertire a cazzoni, mettiamola così. Ci dobbiamo divertire, ma diciamo che in alcuni momenti dovremmo essere un pochino più seri e affrontare anche qualche argomento e qualche discorso un pochino più serio, sempre a modo nostro, senza rendere le cose pesanti e quant'altro. Ci sono stati dei problemi con il sito pubblico, spero che oggi si siano risolti. Io mo è un bel po' che non lo apro, ma mi devo risettare di nuovo tutte le schede pure qua OBS. Io ce li ho ancora nei preferiti, però mi voglio fare una cartella preferiti che non ho mai fatto perché è deficiente. Tutti i link, tutte le cose che mi servivano per le live, non me li sono mai tolti da parte, cioè ce l'ho nell'elenco dei preferiti. Ok, ok. Ora penso faccio questi altri 20 minuti, mi organizzo già per dopo. Stasera a piatto ricco mi ci tutto. Anche perché le ultime volte in cui uscivano dei rumor dove c'erano Resident Evil e State of Play si sono dimostrati veritieri, quindi se stasera annunciano allo State of Play Resident Evil 9, io sto a posto, sto benissimo così, va bene. Ma va proprio, guarda. Allora, abbiamo sbloccato Volontà Incrollabile, Vendetta, Aura Fatale 1, Ricordo Indelebile e Panopti. Sì, è perché ci sta a fare i cazzoni, cazzari e tutto, però diciamo anche per... non perché siamo... sto
Sto cercando di dirla in un modo che non vorrei risultare presuntuoso e dire voi siete delle merde, noi siamo i buoni, stateci a sentire. No, è che pure e soprattutto quest'estate ho capito che l'importante è dialogare, mettere in mezzo alcune tematiche, parlare, dire in tutta sincerità cosa si pensa. Poi le altre persone possono prendere quello che viene detto e farsi una propria opinione, perché no, potremmo dire qualcosa su qualche argomento per qualcuno che si collega e che ha un problema su un argomento specifico. Io non dico siamo lì e lo aiutiamo direttamente dicendogli fai questo, fai quello e fai quell'altro. Però dare alle persone gli strumenti e i pensieri e i ragionamenti per sbloccare le loro cose. Ecco, credo di aver espresso bene il concetto. Allora, vediamo un po' nel mondo delle ombre. I primi di ottobre ci sarà il congresso mondiale dell'ufologia a Torino. Mi piacerebbe andarci, ma non lo so. Tizio, se ti piace e c'è la possibilità, facci. Questo è il punto. Se una cosa ti piace, perché non sai? Quante cose. Allora, volontà incrollabile. Quando un alleato in guardia viene attaccato, l'indicatore Magatsui aumenta leggermente. E questo male non sarebbe. Io ho solo 70 punti. Vendetta. Ok. Quando un alleato muore sale l'indicatore. Aura fatale 1. I demoni messi alle strette ti imploreranno di risparmiargli la vita. Buono. Aumenta notevolmente la possibilità di ottenere l'iniziativa quando un nemico ti attacca alle spalle sul campo. Campo di estoma. Attiva l'uso di una barriera che impedisce di incontrare nemici. Ah, questo si è sbloccato con il pacchetto aggiuntivo, vabbè. Ricordo indelebili. I demoni appena generati otterranno P in base alle statistiche dei demoni fusi. Sì, ma il punto principale che ho capito quest'estate, sai qual è, Tizio? Ho detto proprio, come diciamo a Napoli, papel. La vita è una. Non c'ha il... Se noi in Shin Megami Tensei 5 moriamo, noi abbiamo il salvataggio, ricarichiamo, a posto. Se noi gettiamo il sangue e non c'è una coda di fenice, non c'è qualcosa che ti permette di tornare indietro. Quindi se c'è qualcosa nella vita che ci piace fare e che non crea problema agli altri, così come in questo caso, sei appassionato di ufologia, se hai la possibilità economica e di tempo di andare a seguire questa conferenza, fallo. Io metterei questa qua. Così, debotto. Quando la resistenza... Ok. Questa sì. Ok, ottimo. Quindi poi ti metti in una situazione dove ti penti di non aver fatto una cosa che sapevi di poter fare, eccetera. Quindi ti ci metti a stare, tra virgolette, male, a stare giù per qualcosa che alla fine hai creato tu. Quindi se c'è la possibilità, vacci, divertiti, godine. Non farti rapire dagli alieni, giustamente. Allora. Oh, e intanto già che abbiamo ripulito un po' qua sta cosa, va bene. Allora, c'è una quest sul ponte. Che è questo? Allora, voi con ghiaccio, aspetta. Aspetta che a voi vi devo far male, aspetta. Oppure sei ghiacciosa. Farmiamo un po' di materiale di cose. No, e non farti rapire, Tizio, perché sennò poi capi bordello. C'è bordello. C'è grande bordello. Ok, parliamo. 87 soltanto, madonna mia.
いける。 alla fine siamo riusciti comunque a ottimo, lo possiamo un attimino esplorare per bene. Allora qui dovrebbe essere ho preso, se ci fosse un'aliena disponibile, il manzino alieno, diciamo che è un po' il sogno di tutti. Ma vattene a fare in culo perché ho capito, mi sembra un po' esagerato. Ho capito, fermo. Benvenuti Shin Megami Tensei. Perché è un po' in quel caso. Un po' tizio. No, non tantissimo, Vediamo se... Che situazione è questa? Anche oggi il Team Rocket ha fallito. Fammi salvare perché non voglio rifarmi il fiore maledetto della sorella e della mamma. Iniziamo a venderci le cose. Facciamo un giretto sugli ultimi 俺 10 様の住 minuti. み今度のマイゴ La 他に用 miseria. はあるか Sì, ma di fatti, cioè è un congresso fatto da chi? Fammi capire. 他に用生きてたらまた Ok. A questo punto togliamoci pure il covo dei demoni da mezzo. Salve. Salve a lei. Si sveglia il mio lato selvaggio. Ottimo. Ho ottenuto un potere più grande, più di a fortuna. Quindi hai imparato ad avere culo più che altro, cioè non è che sei diventato più forte. Hanno un sacco di studiosi del fenomeno, qualche militare credo e tanti altri. Ah, ok, ok. Che giorni si terrà? Ottimo, questi li dobbiamo trovare. Non posso vederli prima, era un alieno. Sì, sì, sì. Ma alcuni qua effettivamente sembrano un po' degli alieni, Mi sta ancora continuando a cercare su, non ho capito. Ah, aspetta, mi devo rimettere. Non il gruppo, se no. Socchezzi. Buon pomeriggio a chi sta entrando o rientrando, Sopra cosa c'è? Un tesoro. Ok, abbiamo trovato 30 Miman, quindi dovrebbe darci il bonus. Ok. Allora, vediamo un po' di qua cosa c'è. Che altro voglio prendere? Sta questo e qui sopra. L'ho trovato? Il giorno ora mi sfugge, ma dovrebbe essere i primi di ottobre, forse il 10. Ce l'ho scritto nel calendario. Aspetta, vai, vai, tizio! Scienze dell'agilità. Tu? Cosa vuoi? Sembri piuttosto debole, ma immagino che il tuo rango sia più alto di quel che sembra.
Non sei una di quelle divinità di successo, vero? Uno di quei nomi di cui gli umani si ricordano ancora, no? In realtà non ci conosce nessuno, però. Siamo svegliati qua dopo 10 anni. Non sappiamo manco che è successo. Allora, qui c'è anche un'altra quest, ottimo. Scatola del demone fastoso. Ok, così possiamo migliorare l'amicizia con i nuovi compagni. 5-6 ottobre. Ok. Gemma del veleno per 2. Tesoro. Male non fa. Senza di gnami gnami. Non ho mai visto un demone come te prima d'ora. Sono Nozuki, il più saggio dei demoni. Sembri comunque un coglione coi peli, no? Vabbè. Ho letto tutto, dai tomi cinesi a quelli indiani, ma non ho mai sentito di un demone come te. Possibile che tu conosca segreti che nemmeno io ho appreso? Ah, ti prego, non crederai di sapere più di me. Non penso proprio. Vediamo quanto conosci gli insegnamenti di Buddha. Metterò alla prova il tuo sapere sulla via del buddismo. Rispondi alle mie domande se conosci le risposte. Non conosco il buddismo. Ecco un indovinello. Mi sono interrogato per 3 giorni. Prova a risolverlo. La via che hai percorso si è conclusa. Quale prenderai per fare ritorno? Allora, tizio, ecco. La finiamo in maniera filosofica questa live. La via che hai percorso si è conclusa. Quale prenderai per fare ritorno? Parere di tizio. Una via molto percorsa? Una via vuota o una via da viandante? Quale pensi di prendere tu? Ah, è un sabato e una domenica. È buono, così non hai neanche problemi durante la settimana. Una via da viandante. Ok. Sbagliato. Non sai niente degli insegnamenti di Buddha. Scusate, posso ripetere? Non ero a scuola quel giorno. Quindi, una via da viandante non è. Quindi se vedi un viandante per strada, non fare la sua stessa strada, se no è problema grosso. Una via molto percorsa o una via vuota? Vuota. Giusto. Ogni essere vivente torna al vuoto. Ma poteva capirlo chiunque. Sappi che la prossima domanda sarà molto più difficile. Prego, ce la facci pure. La prossima domanda sarà risolutiva. Mi sono interrogato per mesi su questa domanda. Non troverei mai la soluzione. Quindi noi immaginiamoci questo demone palla seduto qui per mesi a riflettere su queste domande. Lo stupa svetta davanti a te. Su una verde collina gli spiriti giocano con uno Shiva, senza mai toccare il terreno. Trova il posto di cui parla questa poesia. Portami le perle Sangaku che riposano lì. Che non capirai mai che da Shiba non arriverà da nessuna parte. Ah, non ho sentito niente. Allora, il pezzo di merda. Il pezzo di merda vuole che vado da qualche parte. Questa è la quest che si può ripetere. Dobbiamo trovare una collina con gli Shiba. E lì ci sarà l'oggetto da prendere per la quest. Ok. Ok, allora facciamo così. Visto che sto 55, torniamo al salvataggio. Via. Poi io posso fare, ho sbloccato da poco l'abilità questa qua, ma giustamente non giocando 3 mesi, se lo ricordo. Allora, noi adesso salviamo. Sì, mi organizzo già Outlast per dopo. Zio, dopo se ci raggiungi alle 21 facciamo un po' di Outlast con Christian. Ma c'è anche un altro posto in squadra, quindi se qualcuno vuole unirsi non c'è problema. Perdiamo un pochino di tempo dopo e poi a mezzanotte seguiamo per la mezz'oretta che c'è lo State of Play. Quindi se vuoi essere dei nostri sei sempre il benvenuto.
se scrivi su YouTube e vedi che non ti rispondo, se riesci a passare su Twitch, ma in questi giorni vedo di risolvere il problema tranquillamente. Ma infatti ci sono un paio di situazioni del genere in Shin Megami Tensei. Allora, ti salvo, perché io ho il vizietto di salvare 2 volte. Tizione, allora, io credo che posso staccare e la live sia andata bene. Non mi vado a controllare pure un attimino come si vede. E ci vediamo per le 9 e qualcosa. Ma Tizio, tanto iniziamo alle 21 e facciamo penso una tirata fino a mezzanotte per lo State of Play. Quindi quando puoi sei sempre il benvenuto. Quindi ringrazio Tizio, ringrazio Gianni, ringrazio tutte le persone che si sono collegate. Ragazzi, ci vediamo alle 9 con Outlast. Nel frattempo buona cena a tutti. Anche a Tizio, anche i tizi mangiano.